Oggi è il primo World Quantum Day, la giornata mondiale dei quanti. Vuole avvicinare il grande pubblico alla scienza quantistica, una chiave per capire la natura partendo dai mattoni più piccoli, miliardi di particelle. Da qui siamo già arrivati a tecnologie che teniamo in mano con uno smartphone, ma le possibilità sono infinite. Una potrebbe chiamarsi Memory Store ottico quantistico. Elena Cestino. Si chiama Memory Store ottico quantistico, si è appena guadagnato la copertina del numero di aprile di Nature Photonics e è il frutto di un lavoro di squadra tra Politecnico di Milano, CNR e Università di Vienna. Un memory store ottico è un dispositivo che cambia la trasmissione ottica, quindi uno può pensare che diventi più o meno opaco, più o meno assorbente, a seconda anche della storia della luce che l'ha attraversato. Migliaia di applicazioni dei memory store usati nelle reti neurali artificiali, reti di dispositivi su cui possono essere sviluppati gli algoritmi di intelligenza artificiale, quelli che usiamo quotidianamente, ad esempio nelle applicazioni di riconoscimento facciale dei nostri cellulari e che si ispirano alla struttura biologica del cervello umano. Politecnico di Milano e CNR sono specializzati in circuiti ottici integrati realizzati in vetro che condensano in pochi centimetri quadrati un numero molto elevato di componenti ottici per portare luce nel dispositivo. Quando li realizziamo in modo integrato, questi diventano le cosiddette guide d'onda, che assomigliano un po' come concetto di funzionamento alle fibre ottiche e quindi permettono all'interno di un piccolo vetrino di elaborare il segnale ottico. In questo caso il memory store ottico funziona anche con singoli fotoni. Potrebbe avere in più anche la marcia in più, diciamo, della computazione quantistica. Per ora è stato realizzato un solo dispositivo di cui sono state misurate bene le proprietà. Dopodiché abbiamo svolto delle simulazioni su computer pensando di avere un sistema più complesso dove c'è una rete neurale più classica, diciamo, in cui vengono inseriti ad esempio 3 di questi memory store ottici quantistici. E la cosa che si vede da queste simulazioni sembrerebbe che a questo punto questa rete neurale artificiale svolge i suoi compiti di apprendimento in un modo un po' più efficiente, un po' più veloce. Le tecnologie quantistiche danno un potere di calcolo maggiore di quello dei supercalcolatori. Questo lavoro cerca di vedere un modo per dare la potenza della computazione quantistica, vedere quanto può funzionare, vedere se può funzionare anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Un potenziale passo in avanti verso l'intelligenza artificiale quantistica. Già alcune